Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di nuovo degli elementali, per mettere a fuoco in maggiore, molto più profondo, cosa fanno queste entità che noi creiamo. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegara, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai sapete che alle 20:30 ogni lunedì sera il Ildegara e Marietto Veneziano tengono, coadiuvati da Minas, un percorso esoterico gratuito. In più vi chiedo anche, se volete, di fare delle domande qui sotto la descrizione nei commenti, per fare in modo di animare di più il canale. Bene, vediamo un po' questi elementali, perché per molti sono una novità, però purtroppo noi, quando pensiamo intensamente a qualcosa, creiamo senza volerlo un elementale. Certamente è una cosa inconscia, però questo è quanto. Quindi molte volte, quando noi ci innamoriamo o ci fissiamo di qualcosa a livello emozionale, creiamo queste entità che possono avere qualsiasi tipo di forma. In teoria un elementale potrebbe avere anche la forma di una sedia o di un chiodo o di un martello o di una persona. Non è tanto la forma, ma è la forza del pensiero. Ipotizziamo che noi ci siamo in un certo senso fissati su qualsiasi cosa, che potrebbe essere un uomo, oppure un lavoro, un obiettivo. Alcune volte questo obiettivo poi non si raggiunge, ma l'elementale non è che sparisce, l'elementale continua a vivere di energia propria, e quando non è fatto bene non si nutre più della luce del cosmo, ma si nutre della luce eterica dei nostri corpi sottili, e quindi diventa quasi una larva e continuerà a vivere finché noi praticamente non gli daremo l'ordine di, come si suol dire, ritornare da dove è venuto. Purtroppo molte persone questa cosa qua non la capiscono, perché non l'hanno mai sentita, e praticamente diventa quasi come se fosse un essere, un parassita astrale, che praticamente come si suol dire, ci consuma. Per questo alcune volte alcune persone, ad esempio, faccio un esempio classico, si innamorano di un narcisista e quindi vengono in un certo senso attratte, perché hanno creato questa forma pensiero che ha creato questo elementale, che a loro volta li tiene schiavi di questo narcisista, e lo vedono con i loro occhi che questo narcisista non va bene per il loro personaggio, per loro stessi, ma purtroppo questo elementale li tiene attaccati a loro. Per questo che qualche volta, quando si fanno come si suol dire, dei legamenti d'amore fai da te, non è il testimone o l'obiettivo che si innamora della persona, ma è praticamente la persona che fa questo, come si suol dire, rituale, e resta legato ancora di più, perché praticamente non sa come gestire queste energie. Quindi quando si crea un elementale inconsciamente, la cosa diventa pericolosa, perché se non abbiamo le forze e le conoscenze per distaccarsi, cioè se noi fissiamo un obiettivo, ipotizziamo di diventare direttori di una banca, ma non ci riusciamo, in un certo senso a livello conscio perdiamo il senso dell'obiettivo, questo elementale che noi abbiamo creato continuerà a lavorare sotto di noi, nel nostro subconscio e inconscio, e ci porterà in alcuni casi a non diventare malati, ma insomma a soffrirne a livello eterico astrale. E quindi sono praticamente delle autofatture, ma che creano questi parassiti che non hanno per forza delle forme umane, potrebbero essere anche tipo qualsiasi tipo di forma, perché nell'astrale non esiste la forma se non quella che gli diamo noi. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli elementali esistono, ci sono, e dobbiamo saperli gestire. Questa forma di mode, modaiole, di vogliamoci tutti bene e salti quantici e non so io, leggi di attrazione, continuano a far creare, come si dice, degli elementali, che poi a un certo punto, se si ingrossano troppo, se sono teleguidati, possono diventare egregori, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque gli elementali esistono, sono pericolosi se non vengono gestiti bene, e possono fare più danni che utili. Comunque già il fatto di cominciare a usare i taglialegami o i taglialegami perniciosi che il vostro Marietto Veneziano ha messo gratuitamente nel sito capitano.org possono essere utili per
tagliare questi legami vibrazionali. Oppure anche nei nostri gruppi Facebook e nelle pillole di radiostesia basic ci sono istruzioni per poterle utilizzare. Chiaramente per chi non ha mai sentito parlare di un elementare la cosa potrebbe sembrare nuova, comunque questi sono sempre esistiti da quando esiste l'uomo, perché sono generati e creati da uomini. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e mi raccomando scrivete sotto nei commenti se avete delle domande, io sarò felice di potervi rispondere quando posso. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!